Un territorio che vede bassi salari, precarietà, un turismo senza regole, l'impossibilità di accedere alla casa. È da queste premesse che la CGIL ha stilato un documento rivolto ai candidati governatori della regione in cui viene richiesta maggiore attenzione ai temi che, si legge, in questi anni sono stati spesso ignorati o affrontati in modo insufficiente. L'area metropolitana di Venezia è stata abbandonata da tutti e noi chiediamo a chi vuole rappresentarla di assumere impegni precisi su questioni fondamentali, una su tutte la salute. C'è bisogno di maggiori risorse, si può fare, si possono assumere le persone, si può garantire una salute di qualità. Poi la proposta per portare il centro dell'intelligenza artificiale a Marghera. Ospitare lì la grande gigafactory europea per l'intelligenza artificiale, costruire lavoro innovativo di qualità per rilanciare un'area fondamentale per tutta l'area metropolitana. L'appello, dunque, della CGIL. Verificare, controllare, regolamentare il turismo che non può diventare un'industria contro chi vuole vivere nelle nostre città, nel litorale come nel comune di Venezia. Temi essenziali a cui chiediamo ai candidati di esprimersi, di prendere posizione e di dire chiaramente alle cittadine e ai cittadini cosa vogliono fare per rappresentarci in regione.